se vogliono, di lasciare le email, che ovviamente ogni volta che noi faremo incontri o comunque film vi manderemo via newsletter l'email, quindi sapete del tutto. Qui con noi abbiamo Gilberto Carlotto del WWF che farà alcune parole a riguardo del film e delle problematiche. Abbiamo anche Alessio Pavese che è il regista del film. Se ci sono domande o comunque curiosità potete farle tranquillamente senza nessun problema. Sì, io sono Francesca Dario della rivista, quindi sempre a votare. Gilberto, a te. Buonasera a tutti. Parlare dopo aver visto questo film lascia sempre un che di incerto. Comunque voglio trasformare qualcosa in notizia che interessa il nostro territorio. Bandizza ci ha insegnato che trascurare la salute dell'ambiente vuol dire trascurare la nostra salute. Vuol dire che inquinare acqua, terra e ambiente vuol dire attentare alla nostra salute. Quindi vi faccio una breve panoramica di come siamo sistemati noi nel nostro territorio, alla luce di quello che abbiamo visto in Bandizza. Una cosa buona, da quest'anno non viaggia più l'elicottero per irrorare i vigneti, quindi uno dei più grossi lavori di diffusione, quindi di deriva dei prodotti chimici nell'ambiente non c'è più. Un secondo impatto positivo è che finalmente i nostri sindaci hanno capito che usare gli erbicidi chimici nell'ambiente urbano è vietato dalla legge. Ci è voluto un po' di tempo, ma sembra che abbia fatto breccia questa notizia. Invece dobbiamo vedere almeno due punti che sono ancora gravi e nessuno sta ancora considerando. La bruciatura degli scarti agricoli fino al 2006 era consentita. Dal 2006 al 2014 era reato. Nel 2014 il governo ha fatto una legge nel quale la permetteva. A novembre, a settembre, tra settembre e novembre del 2014 una bella serie di nostri sindaci l'ha di nuovo vietata a causa delle polveri sottili che queste bruciature creano e lasciavano in zona, quindi hanno vietato. Una cosa è certa, che sia vietato o no, qui si è sempre bruciato, si continua a bruciare e ancora oggi si brucia. Quindi non so bene qual è il risultato ancora di questa operazione. Invece la cosa che più salta all'ambiente e nel filmato si è anche visto è che noi abbiamo una promiscuità dell'ambiente agricolo con l'ambiente urbano. I vigneti sono arrivati sotto le nostre finestre. I vigneti sono arrivati addosso alle scuole, sono lungo le strade che noi normalmente percorriamo, quindi è difficile proteggere la salute degli abitanti in una situazione del genere, anche se ci sono leggi che lo contemplano. Quindi i sindaci devono essere i primi promotori della salute e da quello che si vede o non hanno ancora capito la gravità o hanno qualche strano motivo che gli impedisce di intervenire. E la Regione Veneto cosa fa a questa proposta? Noi sappiamo che c'è una legge nazionale che dal 1 gennaio del 2014 obbliga la lotta integrata in qualunque tipo di agricoltura. La Regione Veneto ha fatto di più e di meglio. Praticamente con le linee tecniche di difesa integrata del 2015 ha introdotto l'uso di principi attivi tossici, molto tossici e nocivi in barba alle leggi nazionali. Ma
non l'ha fatto per un anno solo, ha subito scritto per il 2015 e il 2016. Questo problema, questo nuovo incremento di prodotti tossici si scontra decisamente con quanto previsto dal PAM, che è la nuova legge ambientale entrata a gennaio del 2014. Il primo obiettivo del PAM è ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il secondo è promuovere l'applicazione della difesa integrata dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi. È chiaro che introducendo l'utilizzo di prodotti tossici, molto tossici e nocivi si è dimenticato l'agricoltura biologica, cioè la Regione non ne tiene conto. In più va a cozzare contro l'articolo di legge nazionale. Quindi quello che abbiamo visto nel film ha chiari riscontri anche nella nostra zona, dove dei burocrati regionali annullano delle leggi nazionali, così tranquillamente, come se lo facessimo noi cittadini si chiamerebbero delinquenti. In questo caso loro lo fanno regolarmente. Questi prodotti che loro hanno introdotto nella lotta della difesa integrata regionale hanno purtroppo effetti cronici per la salute. Quindi questo significa che le molecole di questi prodotti chimici penetrano negli organi del nostro corpo anche a basso dosaggio, quindi sotto i dosaggi minimi previsti dai loro regolamenti. Quindi immediatamente noi non percepiamo nessun danno, nessun dolore, nessun male, ma nel corso degli anni questi accumuli hanno buona probabilità di diventare delle masse tumorali. Sarà un caso che prostata e tiroide galoppano sulle nostre colline. Possiamo creare un museo di questi due organi umani. In più, la Regione Veneto ogni anno fa il progetto FAS che raccoglie tutti i prodotti fitosanitari venduti per provincia e per URSS. Ho già i primi dati del 2014 confrontabili con il 2013. Solo per la provincia di Treviso nel 2013 sono stati venduti 3.159 tonnellate di prodotti chimici per l'agricoltura. Nel 2014, visto che la legge prevede la riduzione, ne sono stati venduti 4.121 tonnellate, 30% in più in un anno. Quindi, legge o non legge, questi signori fanno quello che vogliono. Io penso che queste siano le favole quotidiane che ci raccontano. E, ad esempio, continuano a sboccare le colline per far spazio a nuovi vigneti, e questo in onore del dio denaro. Non stanno creando una mentalità produttiva orientata a lasciare un ambiente sano e vivibile ai nostri figli e ai nostri nipoti. Si chiacchiera di alternative che prevedono di mitigare o lasciano supporre di ridurre il consumo di prodotti chimici, perfettamente smentiti dai dati della Regione Veneto. Il biologico NoRCE non è nemmeno mai citato, malgrado che sia la prima opzione prevista dalla legge. E bisogna fare anche un appunto al consorzio di tutela del Prosecco DOP-G. Dopo tanti annunci è ora che passi alla realizzazione di quanto propone, perché ha delle buone proposte, ma finora sono rimaste solo a livello di proposte. E quindi noi gli chiediamo che faccia un piano industriale pubblico, quindi noto ai cittadini, nel quale indichi i modi e i tempi di realizzazione delle sue proposte e che agevoli gli investimenti di queste innovazioni tecnico-ambientali. Ma c'è ancora una cosa più bella. La Regione Veneto, il consorzio DOP-G, le associazioni economiche locali, i comuni e la provincia di Treviso
finanziando tutte le attività necessarie per la nomina delle colline del Prosecco a patrimonio dell'umanità. Naturalmente il patrimonio dell'umanità è quello che abbiamo oggi, cioè non si parla di un patrimonio, questo qui è una maledizione dell'umanità e viene trasformato in patrimonio così com'è. Naturalmente in questa operazione sono esclusi i cittadini e le associazioni ambientali locali. Un'altra buona occasione persa per fare un discorso comune. Il risultato sarà bocciata la salute e promossi il turismo e il prosecco. Io immagino Bandizza come un sogno. Sarebbe bello un giorno poter guardare indietro e constatare la vita che eravamo costretti a fare oggi, quei poveracci che vivevano oggi. Dovevamo chiuderci in casa per non aspirare veleni, ma anche così facendo la nostra salute era danneggiata. Non potevamo più coltivare gli orti, irrorati dalla deriva dei prodotti chimici. Non potevamo far giocare i bambini all'aperto per qualche mese all'anno. Voi perché c'erano le derive dei prodotti chimici, voi perché c'erano i fumi della bruciatura, delle potature delle viti, potature altamente tossiche, quindi fumi altamente tossici. Anche girando per le strade in bici o piedi, rischiavamo di essere irrorati dagli ambienti. Ma questo, guardando indietro da soli, è finito. Oggi, per evitare questi rimpianti di quanto avremmo potuto fare e non l'abbiamo fatto, è saggio attivarci e non rimandare a chissà quando o a chissà chi il risanamento ambientale. Prima di vivere di medicina è meglio curare l'ambiente. Hai risposto molto bene alle varie problematiche delle varie leggi regionali, statali, provinciali. Qua abbiamo la fortuna di avere anche un rappresentante nostro regionale, che è Scarabel, che se vuoi dire due parole magari. E inoltre poi abbiamo anche comunque il regista che anche lui dirà due parole sul film e su quello su quale problematiche che c'è ancora in giro del tempo. Buonasera a tutti. Cosa dire su questo film? Era la prima volta che lo vedevo, così come qualcuno di voi questa sera, e effettivamente ti tiro il pugno in pancia. E quello che vorrei riuscire a fare, non so, nel più breve tempo possibile, è riuscire a far vedere questo film a tutti i consiglieri regionali, perché lo possono dire, non lo sapevo, non mi rendo conto, possono tirare la testa dall'altra parte. Perché se uno lo vede non può poi andare in aula e quando ti presentano il piano di consumo di suolo zero, ti mette a ridere, perché cos'è il consumo di suolo zero? Abbiamo visto dei numeri spaventosi, cioè dovremmo togliere quello che c'è già, non pensare solamente di non crearne altro, cioè siamo veramente in una situazione già drammatica così come oggi. E ci sono purtroppo talmente tante cose, abbiamo visto in 2 ore, che veramente ti senti, mi faccio la domanda da dove comincio, cioè è enorme quello che dovremo fare nei prossimi 5 anni, eppure lo dobbiamo iniziare da una cosa alla volta e cercare di portare avanti appunto la voce delle persone che non hanno avuto voce là dentro fino ad oggi. Ed è un impegno che veramente lo sentiamo grande, però io sono convinto che non siamo solo in 5 là dentro, cioè che ci sono veramente migliaia di cittadini insieme a noi e insieme possiamo veramente riuscire a incidere, se non altro intanto mediaticamente, cioè già il fatto che noi siamo là e possiamo dirgli in faccia quello che ci sentiamo dire a nostra volta, quello che abbiamo visto fino a tutti questi anni, è già un primo passo, è già una prima vittoria. Però non ci possiamo contentare di questo, dobbiamo riuscire veramente a fermarli, a poter invertire la rotta. Ecco, questo è quello che ci aspetta in questi anni, non sarà facile, ma noi ci metteremo tutto il nostro impegno e siamo convinti che ci aiuterete in questo.
persone per creare un film molte cose sfuggono, almeno io riguardando mi accorgo che qualcosa è sfuggito. Non so se ne avete, io voglio solo lanciare un appello prima di ascoltarvi e niente, vi chiedo un atto di generosità perché una di quelle persone che appaiono nel video, una delle 3 persone malate di MCS, una persona che avevo seguito più giorni, che poi l'abbiamo ripresa anche al mare. Lei è in condizioni abbastanza disperate perché ha subito altrettanti altri interventi, gli hanno dovuto ritogliere tutti i denti e non lavora, ha 2 figli e non li vede. Chiede solo se qualcuno le dà una mano per poter mettere i denti perché non riesce a mangiare le cose che lei è obbligata a mangiare e quindi fuori trovate una cassetta nera, una striscia di barrizza e se avete voglia di donare qualunque cosa noi gireremo già lei soldi che sono già stati raccolti nelle altre proiezioni. A me viene da dire una cosa molto semplice dopo mi aggancio anche a quello che diceva Simone. Qui sarà un impegno quasi utopico, direi. Sergio, che è la persona che chiude il film, pochi giorni dopo le riprese ci ha lasciato, non è riuscito a sostenere la lunga lotta difficile che gli avevano obbligato a intraprendere. Le sue parole sono chiare e nitide e a me sono rimaste impresse due frasi che hanno dato un po' il senso al film. La prima è quella che una sorta di senso di sconfitta alla sua età, cioè non siamo riusciti a fermarli. E qui alla mia destra ho una persona che ha 30 anni meno di Sergio e sembra strano ma proprio a lui spetta il compito, quantomeno a livello istituzionale, perché come dice lui non saranno solo 5, di fermare queste persone, perché quest'ora 50 è un'ora 50 di documento, non è una fizione, non c'è nessuna esagerazione. Quindi dove viviamo è quello che abbiamo visto stasera, bisogna fermarli in qualunque maniera. Loro, noi che qualcosa stiamo facendo, da soli non ce la faremo mai, avremo sempre bisogno di semplici persone che ad un certo punto della loro esistenza decidano anche loro di smettere di subire, si accorgano che in questo momento tutta la superficie dell'erba è a rischio non della bellezza del paesaggio, ma è a rischio degli organi interni che ci permettono di vivere. Non stiamo riuscendo a respirare in maniera utile, la cosa più semplice che ci tocca, cioè il respiro, non possiamo farlo perché comunque siamo invasi da PM10, avete visto, benzene, benzopirene, inceneritori, cementifici, pesticidi e quindi ampiamente. E in queste condizioni non c'è un gruppo di persone che può fermare chi ha già il potere, perché 2 milioni di persone sono mosse, vengono direzionate nella loro esistenza da un centinaio di persone. E io credo che almeno come quantità, come unità, ci voglia questa inversione. I più devono diventare più, non contare come meno di 100. L'altra frase è quella in cui dicevo proprio io non trovo giusto che qualcuno decida dell'esistenza di qualcun altro. Per Sergio ha deciso qualcun altro. La sua enorme
smisurata voglia di vivere che dovrebbe essere diffusa nel Veneto è stata interrotta da qualcun altro, perché Sergio probabilmente sarebbe ancora qui. Eppure qualcuno ha deciso, con le scelte che ha messo in atto, di interrompere la sua esistenza. E qui, mi collego a quello che ho detto prima, ancora bisogna fare di tutto per fermarli. Noi ingenuamente ci stiamo provando a farlo con questo documentario. Loro faranno tutto per provarci. E io spero che voi riportiate a casa immagini, sensazioni, emozioni e che queste emozioni non vi spariscano domani, ma che vi producono quella rabbia necessaria, quella spinta per azionare tutto ciò che bisogna per bloccare questa devastazione che è in atto. Il bambino diceva, eppure di bellezza ce n'è in questo luogo. Nella scenografia si vede la bellezza, la fotografia è un tentativo per comunque far apparire anche la bellezza che c'è dietro l'orrore. Bisogna mantenerla, bisogna fare qualcosa perché questa non venga soppressa giorno per giorno. E mentre parla è tutto ancora in atto, è tutto ancora in atto. E quindi questa bellezza prima o poi sarà destinata all'estinzione. Non so dove andremo e quindi il compito loro, mio e di chi oggi rappresenta questa proiezione è proprio quello di fare di tutto per conservarla. Mi fermo prima di lasciarvi e di passare la parola a Matteo Leblanc, che ha collaborato anche lui, darà uno spunto su qualche proposta, perché si dice sì, è una devastazione, ma cosa facciamo? Una cosa almeno, Matteo la dirà, che sarebbe un centinaio, però uno in poco tempo riuscirà a farlo. E io ringrazio di nuovo il gruppo di Sannaglia della Battaglia, il gruppo di Pieri Soligo e chiunque di voi voglia fare una proiezione del film, basta che vada sul sito www.bandizza.com e ce lo chieda, basta scrivere una mail, noi siamo disponibilissimi ad attuare. Grazie ancora. Buonasera a tutti, sono Matteo Leblanc, come diceva Alessio, anch'io faccio parte di Bandizza e vorrei innanzitutto ringraziare voi per essere qua, tutto perché date a noi la possibilità di mostrare, come dico sempre, un Veneto diverso da quello che immaginiamo, da quello che viviamo anche magari nel nostro piccolo, ma reale. Cioè, questo è Veneto, le storie di confine, quel sottotitolo che c'è nel titolo, appunto, quel confine si sta riducendo, non è più non sono più quei problemi che sentivamo alla TV, che vedevamo così lontani, ormai sono sotto casa. Questo è un po' il concetto che abbiamo voluto dare. Poi ringrazio il signor Gilberto per quello che ha detto prima, per le sue battaglie, perché so che è una persona molto impegnata e dedica molta parte del suo tempo, della sua vita, anche per cercare di migliorare non la sua, o non solo la sua condizione di vita, ma quella degli altri. E ringrazio anche Simone che è qua sicuramente per il lavoro che dovranno fare, che stanno già facendo da quanto so. Io vi do qualche spunto per cercare di portare avanti il concetto che diceva Alessio prima, cioè di fare qualcosa, una cosa anche piccola. Vi do dei numeri molto, molto semplici e veloci. In Veneto abbiamo ancora 450.000 tetti di case senza l'impianto fotovoltaico. Adesso io non so qua chi ce l'ha, chi non ce l'ha, sicuramente qualcuno non ce l'ha il fotovoltaico. Perché? Per due motivi che sono collegati. Uno è la spesa da sostenere, che per molti o per qualcuno è importante. L'altra è il lavoro,
quella quantità di reddito che gli permette di detrarre una parte di costo dell'investimento dalle tasse. Noi abbiamo fatto un calcolo che se la Regione Veneto investisse 1 miliardo di quei 30 miliardi che avete visto prima nel video, appunto investiti in strade, autostrade, inutili, che anche la Pedemontana è nata come strada, poi hanno messo a pagamento, qualcuno ha fatto aggiungere a pagamento dopo, quindi anche qua dobbiamo stare attenti. 1 miliardo investito in riqualificazione energetica e ristrutturazione energetica, quindi anche intervenendo sulle strutture delle case, crea in Veneto 18.000 posti di lavoro in più. Questo significa che chi ha poco lavoro ne ha di più, chi non ce l'ha lo trova, gli piccoli imprenditori che sono il tessuto del Veneto cominciano a lavorare, e questo beneficio, che non è solamente economico, è anche ambientale, perché quindi andiamo a ridurre le situazioni critiche come Porto Tolle per esempio, o altre che non sono state citate, ma purtroppo in Italia la maggior parte dell'energia viene prodotta da fonti fossili o acquistata all'estero, ma comunque energia da fonte fossile. Quindi se la Regione investisse questi soldi non spendendoli effettivamente come fa con le strade, eccetera, ma mettendo la garanzia, quindi cosa fa? Va a garantire quella parte di reddito che per mancanza di lavoro, per X motivi, ma che mancherà qualcuno che ha intenzione di fare un impianto fotovoltaico o comunque un intervento del genere, appunto garantirà quella parte di reddito. Quindi questi soldi sono messi là e non sono tutti spesi, ne verranno spesi una parte, perché il problema del lavoro non è sicuramente di tutti, almeno questo io credo e spero. Quindi cosa si può fare a fronte di questo? In maniera molto, molto semplice e non costosa anche. Noi abbiamo collaborato con la Energo Club, che è di Treviso, è una onlus che si occupa di divulgare le buone pratiche sul risparmio energetico e sulla riqualificazione energetica. Energo Club fa una proposta a chi vuole intervenire in questo senso, che si chiama E-Nostra. In pratica cos'è? Dà la possibilità a chi vuole di associarsi a E-Nostra e di utilizzare l'energia elettrica per la propria abitazione prodotta completamente al 7% da fonti rinnovabili. Questo cosa comporta? Un lieve beneficio economico, nel senso che le bollette costeranno qualcosa di meno, oppure sono alla pari dei costi che avete adesso. Però non avete investimenti da fare, quindi chi non ha la possibilità, non ha il tetto, nel mio caso io abito in un piccolo appartamento, il tetto è condominiale, lo posso utilizzare, però posso muovermi in questo senso, quindi tutta l'energia che io prima utilizzavo viene prodotta da buonissima parte da fonte fossile, quindi andando ad aumentare la pressione ambientale che avete visto in Veneto, ma anche in tutta Italia, la posso completamente azzerare, e quindi almeno a livello etico, vorrei dire, e morale, so che quello che sto consumando è energia pulita. Ecco, questa era un primo passo che i cittadini possono fare per cercare di migliorare non solo la salute della propria e del Veneto, ma anche come posso dire, cercare di portare, secondo me, quell'esempio che manca purtroppo, perché chi ci governa, dal nostro punto di vista, non dà un buon esempio. Se un cittadino inizia con questo percorso, sicuramente chi gli sta accanto apprezza e copia, quindi cercare di intervenire nello stesso modo. Questo è un esempio pratico. È stato un partito di denuncia, di inchiesta impattante, e volevo chiedervi cosa fate con questo film, oltre a metterlo a disposizione, essere a disposizione per chi vuole proiettarlo, però in situazione dove perlomeno siamo tutti simpatizzanti. Bisognerebbe proprio far conoscere la realtà, visto che la realtà attuale del Veneto l'avete toccato quasi tutti i punti. Sarebbe
abbiamo, che so, scuole, partecipate a concorsi di giornalismo, Stiamo facendo tutto. ok. Tutto il possibile, dalle scuole all'università. Le scuole sono percorsi più diretti, nel senso che si muovono gli insegnanti, si muovono gli operatori del settore scolastico. Stanno già organizzando per settembre, ovviamente, essendo uscito a giugno il documentario, la scuola finita, e in più scuole del Veneto, e pian piano lo porteremo in scuole, anche all'Università di Padova Rovigo. Abbiamo già per la sessione di novembre delle proiezioni. Per quanto riguarda invece il circuito ufficiale, lì è un po' più, come dire, dipende poco da noi. Noi stiamo facendo tutti i festival possibili, è appena iniziato, quindi i primi festival saranno a settembre-ottobre. Il percorso è abbastanza lungo, la vita di un film quando esce e non si fanno queste posizioni gratuite che stiamo facendo noi volutamente, spendendo fatica, tempo e denaro anche ai gruppi che lo organizzano. Di solito è un minimo 6 mesi prima che avvenga qualcosa all'interno dei circuiti ufficiali. Adesso inizieremo anche a proporre ai distributori, a cercare delle diffusioni attraverso dei giornali o quant'altro, poi di proporlo noi potremo fare, se non continuare a diffonderlo in maniera gratuita in questi modi o in qualunque altro modo sia possibile. Questo è. Sì, volevo aggiungere anch'io una cosa. Quello che a noi interessa è prendere, almeno così nella fase iniziale, è cercare di tirare fuori le persone da casa. Cioè, l'idea è quella che si crei un minimo di consapevolezza che forse vedendo il film, non so, su internet o da casa, in divano, cioè ormai sappiamo com'è la TV, no? Ci condiziona la vita in maniera infinita, quindi forse il fatto di uscire di casa, di fare un passo in avanti, insomma, verso questi temi, queste problematiche del Veneto, perché noi siamo pochi, siamo in 6 nel gruppo, non siamo tantissimi, quindi siamo partiti almeno con la regione in cui viviamo e pensando sempre a quel bambino, cioè, con l'idea di dare un futuro diverso da quello che stiamo vivendo, almeno adesso, e quindi questo è quello che ci ha mosso. Quindi, come diceva prima, adesso se qualcuno vuole fare qualche altra proiezione, sempre in ambiti come questi, noi siamo più che felici di essere presenti, di cercare di rispondere, di dare il nostro contributo. Su quello che avete visto, se i temi sono tanti. Mi interrogo il film, mi viene in mente che cosa potevo fare, proprio, poi la domanda che hai posto te alla fine. Secondo me possiamo fare tantissimo nel momento in cui, grazie all'uscita di casa, queste cose, prendiamo questa consapevolezza, cioè noi potremmo boicottare sistematicamente le aziende e i prodotti di queste aziende che sono coinvolti in queste situazioni. Per cui secondo me Bandisa potrebbe essere un contenitore che prende forma di volta in volta e potrebbe farsi da garante e raccogliere dal territorio quelli che sono i collegamenti tra prodotti e aziende. Mi viene in mente un discorso che facevo prima con mia moglie. Il vicino di casa nostro produce vino, un rinomato viticolo. Da un mese abbiamo visto, ci siamo accorti che non disegna più, non estempa più l'erba meccanicamente. Usano degli erbicidi, esatto, dei disseccati. Proprio l'altra sera che siamo passati in bicicletta ho detto noi da adesso non compriamo più vini di
la vedo giornalmente, mi confronto con questa situazione. Se io la faccio circolare a tutti quanti, capite che noi abbiamo la possibilità di stroncare questo azienda. Se cominciamo a fare così, c'è un produttore che produca energia elettrica, come dicete prima dell'Energo Club, è una risposta, che produca carta, che produca matite, penne, giornali. Li stronchiamo, ma non nel giro di 6 mesi, nel giro di 6 giorni. Se prendere questa consapevolezza diventa poi un'espressione pubblica, cioè ci permette di saltare e passare al contesto pubblico, dove per rispondere adesso dove per rispondere, per poter ribaltare le dimensioni, pochi condizionano la vita di tutti, come diceva Sergio. Per ribaltare questa situazione dobbiamo solamente organizzarci. Se ci organizziamo, e questa secondo me è un'idea che mi è nata adesso, insomma, da un discorso fatto ieri sera, organizzandoci, Valdisa potrebbe essere appunto secondo me questo contenitore. Ecco che è fatale che il ribaltamento avvenga, ma senza nessun dubbio poi e anche senza avere delle conseguenze verso aziende. Cioè, noi ti suggeriamo, caro produttore di vino, abbiamo visto che stai utilizzando questi prodotti che poi noi ci beviamo nelle feste, nei compleanni, giusto? Allora, decidi di continuare così, sappi che ci sono 5.000 persone, 50.000 persone, 500.000 persone, tra 3 mesi, tra 4 mesi, che i prodotti non li vogliono più vedere, anzi, se posso, denigrano la tua produzione, che sia carta, vino, stoffa, denigrano la tua produzione, quindi ti rendi conto, quindi per forza devi restare. Tutto però all'interno, diciamo, di questa cornice. L'obiettivo non è quello di colpire un produttore o un concorrente, l'obiettivo è quello di spingere il tessuto produttivo a diventare flessibile a queste produzioni. Questo secondo me è quello che potrebbe diventare sì, rapidissimo, si fosse molto complesso e l'azione è molto complessa. Io ho una visione un po' più immediata dei 6 giorni che dai. Sì, so che io credo che comunque ci siano delle condizioni economiche volte appositamente a mantenere questo stato dove i grandi produttori di vino, non solo, ma di qualunque prodotto, siano favoriti perché sono affiliati a queste 100 persone che decidono. Poi c'è un'altra cosa da dire anche, non è solo il cibo, anche l'aria che respiriamo, gli inceneritori, cioè perché non ci accorgiamo che gran parte dei rifiuti che consumiamo sono riciclabili al 100%, ma per favorire sempre le solite lobby continuiamo a bruciarli o a metterli in discarica. È indiscutibile che qui noi possiamo fare poco perché ci sono delle leggi chiare che quando tu prendi più rapporti di spostamento o della società in house o della gara l'appalto comunque come in Italia, qui è tutto molto intricato. Valdizza può essere sì quell'oggetto mediatico che stimola ad arrivare consapevolmente a quello che tu desideri, l'organizzazione che dovresti mettere in atto, senza ombra di dubbio. È un percorso lungo se ricavato dalla consapevolezza dei cittadini, l'organizzazione, il boicottaggio, le forme di boicottaggio. E tutte armi che questi molti hanno. Io sono consapevole che in 5 anni la gente muore se male. Questa visione, questa organizzazione è molto più lunga e la politica con lei
voi dovete sapere che dove c'è un comitato c'è un problema, perché purtroppo molte persone pensano che dove c'è un comitato c'è qualcuno che non ha nulla da fare, non c'è niente da fare, va là, vuole fare confusione, vuole creare, fare l'articolo sul giornale, no, queste sono persone che nella maggior parte dei casi in primis vivono una situazione molto critica e poi cercano con l'aiuto di altri, ovviamente che vivono la stessa condizione, di creare la massa critica che in qualche modo possa incidere sulle scelte del direttore del vivo. Vi porto l'esempio di Friburgo, che è una città in Germania, dove negli anni 80 volevano costruire una centrale nucleare. I cittadini si sono opposti a questa scelta politica, hanno fatto massa critica, si sono uniti e a Friburgo la centrale nucleare non è più costruita. A Friburgo è diventata un punto di riferimento come città europea ecosostenibile. Negli anni 80, quando costruivano Portocolle, quando l'Italia investiva in quelle tecnologie molto vecchie, piuttosto che investire nelle nuove tecnologie che sono nate da molto tempo, si sono sviluppate recentemente per 1000 motivi. Quindi c'è una differenza tra le scelte politiche e la volontà dei cittadini, purtroppo. Dobbiamo cercare di, noi per primi, incidere molto di più sulle scelte di chi ci governa. Sicuramente i comitati sono un punto di riferimento, per cui se lei ha visto e vive in una situazione così, magari provi a verificare se c'è un comitato nella sua zona, se c'è qualcuno che già soffre, vede problemi come i suoi, magari assieme a loro, perché mi dicevo prima, cercare di creare una consapevolezza di chi usa quel vino o usa quel prodotto specifico. Quindi questo è quello che mi sento di consigliare. Poi noi siamo qua. Ricordate quell'anno in cui il Parlamento ha avuto problemi perché era stato associato alla produzione di panino assolutamente ignorante. Quindi questo elemento qui viene valutato una strana varietà di trasportazione. Quando noi abbiamo l'Expo con la terra del prosecco o sbagliamento, la produzione di formulazione che va associata alla produzione del prosecco non per il prosecco prodotto. Il boicottaggio secondo me è un'arma che è immediata, costa zero, perché non c'è da fare investimento, costa zero ed è immediatamente spendibile. Il discorso dei 6 giorni voleva dire che domani mattina posso già attivare. Questo volevo dire. No, per dire che veramente è rapido. Costa zero è rapido, sono belli in realtà. Noi siamo partiti un anno fa, no, meno di un anno fa. Sì, non mi ricordo che ma l'idea è più vecchia. E io devo dire che io non sono mai stato un ambientalista, cioè non ho mai fatto nulla da quel punto di vista, però sono stufo, sono stanco e vedo e mi informo. Quello che non c'era una volta, l'informazione, cioè uno non poteva informarsi autonomamente come possiamo fare adesso. Noi almeno della mia generazione, adesso di Simone, noi le cose le sappiamo e se non le sappiamo possiamo conoscere facilmente. I miei genitori no, all'epoca, quindi io mi pongo il problema futuro quando mio figlio crescerà e mi chiederà tutto cosa hai fatto per me, perché viviamo in un paese così, non potevi fare qualcosa tu che sapevi, lo saprà che io sapevo te, quindi dobbiamo veramente darci da fare, perché il Veneto è anche questo, non è tutto così, ma lo sta diventando, quindi andiamo a fare. No, io non riesco a capire come mai ancora, non so se c'è una legge
c'è qualcosa che ferma questa cosa o Zaia continua a dire andate, fate? Cioè, chiedo a lui che è lì, molto probabilmente non sa. Si fermerà questa cosa o se no mi mette inclinato? Perché Si fermerà, se vogliamo farla fermare dobbiamo... Microfono. Si fermerà, cioè dobbiamo lottare per fermarla, cioè non è che si ferma da sola, finché restiamo a guardare il vigneto che la collina che viene sbancata e loro continueranno sempre a farlo perché fanno soldi, fanno business. Ma come si diceva, se li tocchiamo da un punto di vista economico, sicuramente è un canale, l'altro canale da un punto di vista politico, che adesso siamo dentro, glielo diamo dire in faccia, e poi dobbiamo crescere come numeri, dobbiamo diventare più influenti, cioè quello è anche la difficoltà, perché sì, le leggi ci sono, ma perché quando tu togli del bosco per mettere un vigneto dovresti ripiantare il bosco da un'altra parte, ma non viene fatto. E questo è, ci sono dei prati che dovrebbero rimanere dei prati verdi, non dovrebbero essere coperti ai vigneti. Ci sono leggi che dicono che certi prodotti non andrebbero usati quando il contadino appunto fa i trattamenti dovrebbe rispettare tutta una serie di normative. I primi a non multare sono i sindaci che lo sanno e fanno finta di non saperlo. E allora su questo dobbiamo agire. Le leggi ci sono che non vengono rispettate. Più delle volte vengono aggirate e poi c'è sempre sotto la legge la deroga. E quello ti ammazza. Se noi togliessimo tutte le deroghe, basta, non ci sarebbe più, potrebbero più fare certe porcherie. È così, c'è poco da dire, però l'importante è l'informazione, cioè vicini, amici, rompetegli l'anima, informategli, dategli, non so, ditegli ogni giorno qualcosa in più, qualche informazione in più, e con quello poi si aumenta il numero di persone consapevoli di come sta andando, diciamo, la storia. Poi nel momento in cui hai i numeri, a quel punto là poi il discorso del pressing, nel senso sei tu che decidi il mercato è tra virgolette bastardo, però lui si è adattato alla domanda, è velocissimo, quindi se la domanda mi chiede questo, io gli do questo. Purtroppo noi siamo influenzati dall'informazione, che è quella che dopo non la decidiamo noi, ma la decidono altri. Quindi Paolo. Sì, il problema dell'informazione è la decisione in pochi. Oggi come oggi c'è la possibilità di informarsi, c'è la possibilità di parlarci e ti dici come stanno le cose. E a quel punto là si può, secondo me, capovolgere quello che fino ad oggi è stato instaurato, quindi potremmo andare. Io volevo riagganciarmi a questo discorso proprio perché credo ci sia un deficit nella comunicazione e nelle informazioni, e questo è causato principalmente, secondo il mio punto di vista, dalla pubblicità. Nel momento in cui io produco vino, faccio l'inserzione nel giornale, faccio attività pubblicitaria e quindi sponsorizzo degli editori, è chiaro che questi non potranno parlare mai con me. Stessa cosa, sì, in campagna elettorale, io che sono un politico, spendo dei soldi per gli spot elettorali e quindi finanzio in qualche modo le testate giornalistiche o le varie emittenti TV, è chiaro che questi non potranno mai parlare male di noi. Però è vero che noi abbiamo la possibilità di determinare l'andamento del mercato. Un modo potrebbe essere quello di utilizzare Google Places. Quando voi fate una ricerca di qualche azienda, spesso Google vi dà la possibilità di vedere le informazioni di quell'azienda e dare anche un giudizio a quell'azienda. Quindi inserire una recensione, un
ma siamo in tanti però Siamo in tanti, a mettere però feedback. è una cosa capitata a degli amici che lavorano eticamente, vanno a vedere le verdure da rispondere cooperative, fanno da mangiare con una certa etica, eccetera. Tu vai a vedere il ristorante, non potresti mai secondo quello che hanno scritto. Cioè, Però nel momento in cui anziché esserci 5 filtri, perché ce ne sono 500, perché ognuno di noi comincia a dare un giudizio, diventa difficile per l'azienda informare tutti gli amici chiedendo di mettere feedback positivo quando l'azienda non ha le qualità. però succede questo. A chi passa il microfono? Io chiuderei a questo punto, ormai siamo rimasti in pochi, comunque buoni, si dice di solito. Ringrazio i presenti che hanno visto il film, che sono rimasti fino a qui, i nostri ospiti che sono venuti qui a spiegare il film tutto quanto.